Suvogadoi de Santus Ravadoi. Il martedì dopo Pasqua ad Uras si celebra la festa di San Salvatore, cioè del Cristo risorto. Una festa particolare questa, con alcune caratteristiche originali. Non si hanno notizie certe della data di costruzione della chiesetta di San Salvatore, avvenuta su un possibile precedente insediamento nuragico. Su un documento della sovrintendenza si ipotizza che questa avvenne alla fine del secolo XIV, facendola coincidere con le prime notizie dell'insediamento di Uras risalenti al 1388. Nei suoi pressi si svolse Sabattalla de Uras, che vide la vittoria di Leonardo Alagon contro il viceré Niccolò Carroz. Desta curiosità il grande falò che viene acceso il lunedì dopo Pasqua, un periodo inusuale per l'accensione di un falò. Questo ha suggerito ad alcuni che l'origine del falò fosse da ricercare nella grande battaglia che avvenne nei pressi di questa chiesetta, ma non c'è nulla di confermato. Ma come si organizza questo falò? Siamo andati a chiederlo al vice sindaco. Buongiorno a tutti, sono Alberto Cera, il vice sindaco di Uras. Oggi siamo qua in Sugungio dell'Innas per fare la raccolta della legna per San Salvatore. Come tutti gli anni, da tradizione, ci ritroviamo con i gruppi formati dai cittadini di Uras per la raccolta della legna. Diciamo che oltre alla raccolta facciamo anche pulizia del sottobosco della zona, una zona dove le persone vengono a fare un po' di trekking, vengono a fare le passeggiate in bicicletta, il polmone verde del paese. Senti, ma poi questa legna che fine fa? Questa legna poi, dopo che viene raccolta e caricata sui carrelli, le squadre fanno un giro per il paese per festeggiare e dopodiché, dopo che fanno il giro, si recano nella piazza di San Salvatore e scaricano i carrelli nell'anfiteatro dove poi viene fatto il fuoco il giorno di Pasquetta per la festa del Santo. Comunque è un'operazione controllata, visto che c'è la forestale. Sì, tutte le operazioni sono controllate nel dettaglio, con la presenza della forestale, dei vigili della polizia municipale, le piante che vengono comunque pulite, che vengono potate, sono tutte segnalate dalla forestale, quindi l'intervento è un intervento mirato, come ho detto prima, non solo per fare la raccolta della legna, ma anche per la pulizia del sottobosco. E così anche nel 2023 la tradizione è stata rispettata. Sabato 1 aprile 4 squadre di volontari composte da circa 200 persone hanno raccolto la legna per il falò. 7 carrelli sono stati riempiti sotto l'occhio vigile degli agenti della forestale, che ha verificato ci si limitasse alla potatura degli alberi e alla pulizia del sottobosco. Non mancano neppure i contributi di famiglie e cittadini che sciolgono voti e rispettano promesse. Così il pomeriggio del 10 aprile è stato acceso Suvogadoi. Grazie e arrivederci a tutti.